Buongiorno! Insomma, così e così il meteo oggi, però ci siamo fatti una bella dormita alla fine al rifugio. Io mi sono svegliato giusto quelle 5-600 volte per il caldo del sacco a pelo, che è giusto per il bivacco. E adesso andiamo alla Gazzoi, che come potete vedere è là. Immaginiamo c'è una certa umidità. C'è un'umidità pazzesca. Infatti ho messo il cappellino non tanto per il sole ovviamente, ma perché avevo tutti i capelli bagnati. Adesso non so se togliere il microfono alla GoPro e farla impermeabile. Qua adesso abbiamo incontrato un bivio con i sentieri che portano su a Lavarella e Conturines e con quest'umido mi è diventato anche tutto molliccio il frontino del cappellino. Però è molto bella questa valle, guardate qua. A portar via la nebbia è arrivato il vento e adesso c'è un bel freschetto. E saliamo per sempre fino alla Gazzoi. È freddo, Carli? Un po' sì. Saliamo qua un pezzettino, poi si scende giù allo Scotoni. Ah! Dobbiamo scendere allo Scottone? Sì, quasi, c'è il lago sopra. C'è una forcella che penso sia qua dietro. Si scende al lago e dopo la Gazzoi, tutto dritto. Sei sempre su. Sì. Allora dove mangiamo? Pausina prima della salitina. Su pianino, con questo tempo la roba peggiore che si può fare è sudare, dopo ci si iberna. Si vede l'alta badia dove si prendono i cavalli quando si scende dallo Scotoni con gli sci e poi si vuole andare all'Armentarola, ci sono sempre le slitte con i cavalli che ti trainano sulla neve ed è quel ponte laggiù. E Forcella conquistata fu. Un antico detto dice: quando vedi cartelli sei quasi che sforcelli. Piove! Partiti! Parte con la pioggia, ultima oretta per il Lagazzoi.
freddi e umidi arriveremo, mi sa. Come va? Le mani si sono scaldate. 3.000. Adesso che si sta aprendo si vede anche qui, è dove abbiamo mangiato prima, e con la pioggia alla fine siamo andati velocissimo, il grande portale, la Ceggia Veronesi, Ferrata Tommaselli, Forcella Grande, bellissima scia alpinistica, Marco e l'arrivo della funivia. Ci siamo quasi, ci siamo quasi. Quella di più grosso. Ora che ti mostro l'alta via, noi stamattina siamo partiti da lì in fondo e domani così dietro e fino a sotto il Pelmo. Poi abbracciamo il Civetta e passiamo dietro, poi San Sebastiano e poi Belluno. Guarda, queste nuove generazioni, appena torna alla linea internet, tutti col... Non mi ricordo più la mia password. Ecco, sarà password, oppure 1, 2, 3, 4. Ci facciamo sta saunetta allora. Si sta facendo una certa. Un piccolo dolce lo devo proprio mangiare. Tipo un piccolo Kaiserschmarren. Si mimalo con le mani. Qua è già esplosa una bomba tipo. Abbiamo un ospite che si fa desiderare molto. Qui sì, in questo letto qua c'è qualcuno che ancora non abbiamo visto. Non si sa bene, forse non esiste. Qua ci sono le sue cose stese, tra cui un poncio di plastica di dubbia origine. Cardini che no, poi la tua casa su, anche se questi qua.